Buonasera da Villotta di Chions, buonasera da Lucio Dalmolin, Sport nel Web, Big Real Studio, la produzione di questa diretta che vi arriva ed è relativa alla Serie B2 Girone E di pallavolo femminile. Seguiamo sempre questa Friultech Pordenone, oggi opposta a Fusion Team Volley Venezia, una partita fra due squadre alla ricerca di un'identità migliore di quella che già hanno, anche se i margini di crescita rimangono importanti, e adesso c'è da chiudere quest'anno in bellezza, vale per tutte e due le compagini, per festeggiare insieme a Babbo Natale un felice Natale che comunque rimane felice, però potrebbe essere più felice per entrambi, vedremo. Anche no. Allora, questa è l'ultima giornata dell'annata solare 2019, campionato questo lunghissimo, ci sono 26 partite da fare e noi ringraziamo anche la produzione relativa alla regia diretta da Tony Roman. Oggi ai punteggi c'è Matilde Piccinin, avremo in corso di diretta anche la presenza di dirigenti della Friultech Pordenone. Ricordo anche in anticipo il bellissimo, importantissimo torneo 3-4-5 di gennaio organizzato da ASD Chions Fiume Volley, Under 16, 10 squadre, partite interessantissime, veramente tanta roba, perché avranno la passerella, le squadre, tutte quelle inserite anche nella Serie A1 come prima squadra ovviamente. Questo sarà un campionato, un torneo meglio Under 16. Allora, siamo pronti ad assistere a questa partita. Alla sinistra dei teleschermi Fusion Team Volley Venezia, a destra ovviamente Friultech, squadre che entrano in campo mentalmente partendo da una classifica mossa la settimana scorsa entrambe. Le due compagini hanno portato a casa un po' di fieno da mettere in cascina in una classifica, come sentirete anche fra un attimo con il mister, con gli allenatori, in sostanza una classifica che diventa molto intrigante, soprattutto sopra, e mentre in basso si sgomita a manetta. Allora io direi, se la regia è pronta, e lo è, di partire con le interviste che abbiamo realizzate prima del match, quindi linea alla regia ed eccoli qui i due coach. Con Andrea Sacchetta, secondo di Chions Fiume Volley, per leggere il campionato fino adesso. Andrea, e anche salve, e anche per vedere secondo te cosa dovrebbe succedere questa sera. Cosa dovrebbe succedere questa sera è un po' difficile da capire, nel senso che siamo due squadre. Se lo capissimo prima, magari avessimo la sfera di cristallo. Esatto. No, siamo due squadre giovani che ultimamente stiamo giocando tutte e due bene. Loro vengono da due vittorie, noi veniamo con la prima classifica, e quindi sarà un bel match. Convieni con me che la classifica virtualmente sta diventando sempre più corta, anche se non sembra? Sì, decisamente. In alto soprattutto, perché sono 8 squadre in capite, però anche in basso diciamo che quest'anno si può vincere e perdere in qualsiasi campo, in qualsiasi giornata. È il bello e il brutto di questo campionato. Senti Andrea, la squadra vostra in teoria dove deve migliorare? Deve migliorare sui bassi, nel senso che noi spesso giochiamo alti e bassi, e nel momento in cui riusciremo a colmare il gap tra le due fasi in cui giochiamo bene, allora riusciremo anche a ottenere di più di quello che stiamo ottenendo adesso. Ti lascio 20 secondi per fare l'augurio di buone feste. Va bene. Da tutto il CFV Chions Fiume Volley, buone feste a tutti e buon anno. Vai! Insieme sempre! Dai, in cerchio! Coach Carlo Chieco, coach di Fusion Team Volley. Allora, benvenuto a Chions. Grazie. Allora, intanto ti chiedo il bilancio della vostra stagione fino ad oggi. Ma il bilancio per il momento è positivo, stiamo crescendo, abbiamo avuto un girone di andata, una prima parte del girone di andata abbastanza complicato, abbiamo già giocato con tutte le prime in classifica, adesso abbiamo scontri diretti e veniamo da uno scontro diretto della scorsa settimana contro Jesolo che siamo riusciti a portare a casa, quindi diciamo che per il momento il bilancio è positivo, siamo in crescita, dobbiamo migliorare molto. Sì, secondo te la tua formazione dove sbaglia di più? Dove deve crescere di più in sostanza? In generale dobbiamo crescere un po' in tutto. Diciamo che il fondamentale della ricezione, soprattutto di quelli che sono i collegamenti tra ricettori, è quello su cui stiamo cercando di lavorare un pochettino di più in questo periodo. Quindi fondamentalmente questo, credo che la squadra comunque abbia un buon potenziale per quello che riguarda il fondamentale dell'attacco
e quindi diciamo che ci stiamo concentrando sulla ricezione. Giudizio sul livello del campionato. Giudizio sul livello del campionato: ci sono molte squadre giovani e questo chiaramente abbassa un po' il livello Della qualità. Sì, il livello tecnico, però è anche vero che sono squadre che alla lunga sicuramente cresceranno, quindi prevedo un girone di ritorno molto combattuto e anche per le squadre che adesso sono prime in classifica Vita non vita dura, facilissimo. vita dura. Di solito tutti i Secondo me sì. campionati il ritorno viene calibrato meglio dell'andata. Sì, per quello che riguarda le squadre giovani sicuramente sì, credo che il margine di noi squadre giovani sia molto ampio e quindi di conseguenza credo che sarà molto combattuto il girone di ritorno. Ne approfitto per lasciarti 20 secondi per gli auguri di buone feste, obbligatorio. Allora, grazie mille, faccio gli auguri chiaramente intanto a tutto il Fusion Team Volley e tutte le ragazze, a voi che ci state ospitando oggi e in generale a tutti quelli che sono amanti della pallavolo. Tanti auguri. Mariangela Pegoraro, buonasera, capitano del Fusion Volley. Allora, diamo la pagella al campionato vostro fino adesso. Allora, per la sezione è stato un campionato troppo facile per noi, essendo che veniamo tutte da esperienze diverse e soltanto una ragazza finora, la nostra squadra, aveva partecipato al campionato di Serie B. Sì. E quindi abbiamo faticato un po' all'inizio a trovare un equilibrio di squadra. Sì, il giusto equilibrio, sì. Il giusto equilibrio. E sabato scorso siamo riuscite, come pagella diciamo che siamo ancora sul Sei scarso. 6, sì. No, scherzo. Diciamo che siamo ancora all'inizio, quindi speriamo di fare un girone di ritorno. andata e fare un bel girone di ritorno. Senti Mariangela, tu sei capitano, il capitano ha degli oneri, anche degli onori verso le altre ragazze e soprattutto sei tu il leader, tra virgolette, passami il termine. Sì. Allora, quello che cerco di dare in campo, sicuramente so i miei limiti e fisici magari soprattutto, quindi cerco magari di essere presente più con la voce, più per coinvolgere le ragazze, sia in campo durante le partite ma magari anche in allenamento. Senti, poi ti lasciamo i giusti 10-20 secondi, quelli che vuoi spendere tu per gli auguri di buone feste. Certo, allora auguro buone feste. Sia a voi del Chions, sia magari a tutti gli amici del Fusion Team Volley. Buone feste, auguri. Dunque, lunga chiacchierata avete sentito con gli allenatori, il capitano anche di Fusion Team Volley Venezia, come avete ben letto 8-3 in favore del ASD Chions Fiume Volley. Siamo nella sosta, la prima sosta di questo primo set, vado a darvi anche la classifica del girone E, che è quello che seguiamo, e quindi la classifica che vede al primo posto Igor Svergatti, Sarmeo Lappado 20 punti, Cortina Espes Belluno 19 insieme a Bassano Volley e Est Volley San Giovanni Natisone, a 18 Asolo Altivolese Riese, New Virtus Trieste, 17 Pitarello Legnago Dolo, 17 punti anche per Iop Group Rizzi Udine, a 11 Alia Aduna Padova, 9 Friultex Pordenone, 8 Union Volley Jesolo, 6 Vispa Volley Saonara ed anche Fusion Venezia chiude con 2 punti al 14° posto Villedis Farma Derbe. Ricordo che le ultime 4 verranno retrocesse in Serie C alla fine del girone ovviamente del campionato, la prima ovviamente promossa in B1, le seconda e terza andranno ai playoff. Allora, seguiamo lo scambio, attenzione c'è un altro punto per Friultex, diventa 9-4. Per le padrone di casa con Marco Amiens che è il loro coach. Poi veniamo anche al calendario, però intanto vi do, dopo questo scambio andrò a darvi anche le formazioni delle due compagini. Diventa lunga la battuta di Chions, quindi viene regalato il quinto punto a Fusion Venezia. Vado a darvi appunto per quanto riguarda Fusion Team Volley, abbiamo con numero 1 Beatrice Carulli, numero 3 Margherita Manni, 4 Ilenia Luna De Mango, 5 Vittoria Cervellin, 7 Mariangela Pegoraro, 8 che è anche il capitano abbiamo intervistato, 8 Chiara Biesso, 9 Camilla Valente, 10 Gioia Riccatto, 12 Viola Passaro, 14 Erika Bertolini, 16 Alice D'Urso, 17 Martina Otta
e 18 Anna Riccato. Allenatore è quel Carlo Chieco che avete visto intervistato dalle nostre telecamere. Vedo anche gli arbitri. Primo arbitro Giuseppina Oriola di Treviso, l'altro arbitro, il secondo Vincenzo Bruno, sempre di Treviso. Eccolo qua, il roster del Friultex, così composto: 1 Massaruto Beatrice, 2 Denise Golin, 3 Felicitas Zec Nadine, Ricci Elena il numero 4, 5 Camilla Cocco, 6 Giorgia Camol, 7 Martina Battain, 8 Veronica Giacomello, 10 Beatrice Manzono, 11 Cristina Sblattero, 12 Beatrice Ferracin, 13 Sara Zamuner, 14 Fredian Audrey Tienceu. Allenatore Marco Ames, anche se oggi abbiamo intervistato straordinariamente Andrea Sacchetta, che è il secondo allenatore. 11-6, seguiamo ancora lo scambio che finisce in rete ed è un altro regalo gratuito, il secondo finora, anzi il terzo, chiedo scusa. 11-7. La fortuna aiuta Venezia, palla che batte la rete, va di là e nessuno in casacca bianca riesce a prenderla, né la Battain neanche la compagna Sblattero, credo fosse. Comunque 11-8, si rifà sotto Venezia. Sbaglia la battuta perché la butta lunga la Valente, Camilla Valente la butta lunga, quindi palla oltre le righe. (12-9) in favore di Chions. Non si riesce ad allungare questo punteggio, era più grande qualche passaggio fa il gap di differenza tra le padrone di casa e le ospiti, che certo non molleranno una palla. Palla sporcata dalla rete, gioca Chions, riescono a buttarla di là le friulane, gestisce Venezia. E ancora buona la battuta sporcata, va fuori e c'è la pausa di Marco Ames che richiama a chiare lettere, come vedete forse con gestualità marcata, le proprie ragazze. 12-10. Rieccoci amici di Big Red Studio, amici della pallavolo femminile. Riprendiamo questo primo set fra le ragazze in casacca bianca di casa, Chions Fiume Volley, e le ragazze ospiti di Venezia del Fusion Team Volley Venezia, appunto. Sporcata dal muro, dalla difesa, la schiacciata di Chions, a effettuare è stata Camilla Cocco. 13-10. Ancora la Cocco in salvataggio, prova Chions, non va. Eccola lì, bravissima Venezia a tenerla giocabile. Si salva ancora Chions, vediamo, sì, la palla è gestita nello scambio. La mette giù benissimo Venezia, buono questo punto. Brave le ragazze in casacca nera, questa volta il punto è stato di Ilenia Luna de Mango. 13-11, primo set.
14-11, palla in rete, regalo anche da parte delle Lagunari a Friultex. Ovviamente i regali sono sempre ben accetti, vale per entrambe le squadre. Vediamo, la coccola mette per la numero 3, era Zek Nadine Felicitas. Attenzione ancora, riesce a portare a casa Venezia a questo punto, sebbene sporcato dal muro. Questa volta il punto è stato di Gioia Riccato. 14-12, squadre vicinissime in questa prima frazione di gioco. E sbaglia, iniziazione, peccato questa, sbaglia Margherita Manni, chiedo scusa, Margherita Manni, non c'è problema, viene subito rincuorata dalle sue compagne, poteva gestire meglio ovviamente la Manni, comunque va bene così, viene rincuorata dalle compagne e si riprende con 15 per chi batte. È lunga, è fuori, vediamo l'arbitro, sì è fuori, è lunga, attenzione, c'è qualche... Va a parlare con l'arbitro Gioia Riccato, ma il punto è di Friultex 16-12. Ed è buono anche questo muro di Chions, con la collaborazione di Nadine Felicitas, Zek numero 3, 17-12, time out, anche per noi time out. Ed eccoci 17-12 in favore di Jones. Incomprensione ancora per le ragazze di Venezia. Adesso ci sono le ragazze, le inservienti che puliscono il fondo di gioco anche un po' più in là, perché qui c'è stata la difficoltà per Mariangela Pecoraro per gestire il pallone, che ha dato il 18° punto a Friultex. Palla lunga, non è stata toccata, critica ancora il numero 10, la ragazza Gioia Riccato ancora va a lamentarsi con l'arbitro, anche il capitano Mariangela Pecoraro lo fa, però lo fa con leggermente maggior diplomazia, però Gioia Riccato magari aveva ragione, l'arbitro ha visto così, non toccata la palla, si gioca, 19 per chi batte. Porta a casa il 20° mattoncino
La squadra di Chions 20-12 sta prendendo un po' il largo. Vediamo anche, vi do anche poi il calendario della prossima giornata, sarà nel 2020, l'11° turno di questo campionato lunghissimo, termina appunto a maggio. L'11 di gennaio Friultex andrà a far visita a Est Volley San Giovanni al Natisone Udine, squadra impegnativa da affrontare perché le ragazze di Natisone sono, ve lo dico subito, in classifica con l'aiuto dell'applicazione, vi dico subito che sono al 4° posto con 19 punti a pari merito con Cortina Spes Belluno e Bassano Volley. Una classifica, come avete sentito anche dal mister, dall'allenatore in seconda Andrea Sacchetta di Friultex, davvero molto corta davanti, ma sta diventando corta anche dietro, dipende dai risultati di oggi, di questo suo turno. Sapete bene che Friultex gioca sempre il sabato, ci sono gare che verranno disputate domani. Buono il salvataggio di Chions e la mette giù bene ancora, rompe il muro Camilla Cocco. 21-13 per le ragazze di casa, sostenute sempre da questo maschile, devo dire, e rumorosissimo pubblico. È chiaro, ci sono anche le signore, le mamme, le sorelle, le amiche che vengono a tifare queste girls di Friultex, Chions Fiume Volley, ma anche tanti ragazzi rumorosi con tamburi. Oggi anche hanno esposto un apprezzatissimo striscione. 22-13. Friultex sembra avere ingranato la marcia giusta in questa prima frazione. Nel cuore della stessa ha avuto un attimo di defiance, regalando delle giocate alle avversarie che sono state anche fortunate in due frangenti. Adesso diventa 22-14. È buona, questo è un ace, non si sono capite dietro. Incomprensione anche con Erika Bertolini, no, chiedo scusa, con la numero 15 di Friultex. E ancora doppio ace, 22-16. Marco Amiens va a dare una scrollata alle ragazze, perché due ace così nello stesso punto diventa un po' fastidioso. 22-16, come vedete. E c'è il 22-17. Brava Fusion Team Venezia, la mette giù bene. Questa volta è stata Camilla Valente, numero 9, un diagonale, una schiacciata in diagonale, che regala il 18° punto, anzi il 17° punto a Venezia. Allora, questa è la prossima gara di campionato per quanto riguarda Friultex, 12 gennaio 2020, come avete visto e vi ho detto prima, con Est Volley San Giovanni Natisone Udine. Si gioca a San Giovanni Natisone, appunto, 22-17. Però vi ricordo che il 5 di gennaio ci sarà l'impegno con il torneo importantissimo 3, 4 e 5 gennaio qui nelle palestre di Villotta, Fagnigola e Fiume Veneto. Ragazze under 16, 10 squadre, si gioca al meglio dei 3 set, è veramente una festa del volley femminile. Eccola lì, Camilla Cocco, numero 5, la mette giù lei, brava Camilla.
Buona questa giocata di Venezia che la butta di là sempre con il numero 9 Valente, Camilla Valenti, che adesso va lei in battuta 23-18, si rifà sotto la formazione ospite. Intanto ci ha raggiunto anche il presidente di Friultex, Martino Batain, che saluto. Benvenuto Presidente. Buonasera a tutti. Allora, Martino 24-18, il parziale è un punto dall'arrivo insomma, di questa prima frazione, però non parliamo troppo presto. La mette giù allora Chiara Biesso, numero 8 di Fusion, Team Fusion. Allora, il tuo commento Presidente su questo primo set? C'è un primo set che ci vede in vantaggio, abbiamo fatto tantissimi errori, sinceramente non è una bella partita, purtroppo speriamo un po' di prendere più concentrazione e giocare come sappiamo fare. Certo. Buono il salvataggio di Friultex, la mettono di là le ragazze in casacca bianca. Prima ci sono stati quei due ace in battuta, uno dietro l'altro, che così non ci dovevano essere. Eccolo qua, 25esimo punto, 1-0 Friultex. Martino, poi ti lasciamo andare, tornerai con noi dopo. E hai detto giusto, tanti errori che potevano così essere evitati. Sì, sicuramente sono errori assolutamente da evitare che di solito anche non facciamo. Purtroppo probabilmente sentiamo la vicinanza delle vacanze di Natale, ma adesso ho visto che il coach Marco Amiens ha dato un po' una carica e una sveglia alle ragazze perché adesso nei prossimi set giochino nel modo giusto. Ne approfittiamo, poi ti licenziamo Presidente, per dirci tutto di questa 3 giorni, 3, 4, 5 gennaio, culminerà in questa palestra che vedete inquadrata adesso, ma saranno collaborative anche le palestre di Fagnigola e Fiume Veneto, 10 formazioni, ragazze under 16 provenienti dai top team nazionali, vero? Sì, abbiamo il Mocco Conegliano, Orago, Firenze, abbiamo tutta la... Novara anche? No, Novara purtroppo per un impegno dell'ultimo momento ha dovuto eclissare l'impegno, sì, la partecipazione. E comunque un torneo molto importante, Under 16, che ormai è arrivato all'8ª edizione. C'è questa 3 giorni, un torneo organizzato in un modo un po' particolare, nel senso che nel pomeriggio ci sono le partite e al mattino gli allenamenti anche congiunti fra più società, quindi c'è uno scambio, una condivisione di idee e di metodi che portano una crescita a tutto il movimento. Bella questa cosa, bello, mi piace. Poi ci aspettiamo una palestra, questa che vedete inquadrata appunto, stracolma il 5. Sicuramente il giorno della finale la palestra sarà, non è completo, cioè sarà il sold out sicuramente e sarà un bellissimo spettacolo. Certo, questo è il turno di gennaio 2020, lo vedete, Friultex giocherà insieme a Est Volley San Giovanni Natisone, giocherete il 12 alla fine alle 18. Le altre squadre le potete vedere, sono gare appunto quelle, c'è una pausa di un campionato, però Martino, che finirà a maggio. Finirà i primi giorni di maggio, il 5 e l'8 maggio, adesso non me lo ricordo, comunque le prime settimane di maggio finisce il campionato. Senti, fra quelle le squadre che hai visto fino adesso qui, quale ti è piaciuta di più? Beh, le squadre, io ho visto una buona Asolo, un buon Belluno, ho visto bene anche sabato scorso Vergati di Padova. Ecco, queste secondo me sono le 3 squadre candidate al salto immediato. Poi sappiamo che c'è spazio per la seconda e la terza per partecipare ai playoff. Andrea Sacchetta prima in intervista ci ha detto che secondo lui, ma è vero, non occorre essere, basta guardare i numeri, la classifica davanti si sta comprimendo tanto. Sì, la classifica nella parte superiore è compressa, ci sono 8 squadre nel giro di 2 punti, quindi è tutto aperto. Nella parte invece inferiore c'è un po' di più distanza. Ci siamo anche noi appena fuori della zona rossa, speriamo di fare qualche punto questa sera per allontanarci un po'.
Bene, prego. E appunto stavo dicendo che la nostra squadra ha fatto una crescita importante da inizio campionato, perché stiamo dimostrando di giocare una pallavolo a livello delle prime della classe, e chiaramente siamo giovani, quindi ci sono gli errori di gioventù che questo ci penalizzano, però il tipo di gioco e la qualità, i talenti sono importanti. Certo, allora io ringrazio Martino Battaini, lo lasciamo vedere la partita, lui per venire qui da noi occorre fare un giro un po' così, vederla sopra è meglio, è vero Presidente? Allora ti ringraziamo, se vuoi ti lasciamo a torni bene, così fai gli auguri dopo. Grazie Martino, a dopo. Allora ricordo Chions Fiume Volley sta giocando e vincendo questo match 1-0 a livello di set, anche a livello di punti, il primo set è finito 21-19, seguiamo il secondo adesso, è cominciato da un punto. E c'è il secondo punto di Chions Fiume Volley, ragazze cariche, ma non è ancora detto niente, perché Venezia sicuramente non starà a guardare, anzi queste ragazze in casacca nera stanno mettendo l'anima per portare a casa anche se dei punti importanti per la loro graduatoria, perché come ha detto Martino Battaini un attimo fa, dietro si sgomita parecchio. Ancora la Malta e il muro di Chions a fermare le offese a livello di schiacciate di Fusion Team Volley, chiedo scusa, 3-0 in favore di Friul Tex. Quarto punto per chi batte, Venezia che ha perso un po' la coordinata giusta della rotta, e adesso vediamo come reagiranno le ragazze di Carlo Chieco, il coach delle ragazze ospiti. La mette giù lei e Camilla Cocco, 5-0. Una ragazza con un rendimento veramente normale, nel senso di normalmente alto, come dire. C'è il time out anche per noi. Eccoci qua di nuovo, scusatemi, 5-0 in favore di Chions, questo secondo set, il primo è terminato 25-19 in favore delle ragazze in casacca bianca. Buona questa giocata della numero 3 di Venezia, vale a dire Margherita Manni. Giocata furba, giocata furba. Brava la veloce di Chions, portata a casa da Martina Batain, se ho visto bene, 6-1. (6-2) Venezia non molla.
Seguiamo adesso questa 2 per chi batte. C'è l'errore di Venezia, palla inquinata anche dalla rete, 7-2, un po' di disappunto per le ragazze in casacca nera. Ci prova Venezia, ma c'è, vediamo l'arbitro cosa dice, punto ancora Venezia, Chions, 8-2. Ancora Martina Battain che in muro, salta a muro con la compagna Elena Ricci, la mettono giù sulla schiacciata di Venezia, 9-2 in favore delle ragazze di mister Marco Amiens. E ancora è lei, Martina Battain, che la butta giù di là. Diventa 10-2 in favore di Chions. Time out. Vi ricordo intanto la regia coordinata dall'amico Tony Roman, 12 gennaio 2020, prossimo impegno esterno per quanto riguarda le ragazze di Friultex Pordenone, come vedete trasferta breve fino a San Giovanni al Natisone, Udine, e questa sarà la gara la prima dell'anno. Il turno comincia l'11 di gennaio, sapete bene, vi ho detto prima, questo campionato viene anche spalmato fra sabato e domenica. Chiedo alla regia se fosse possibile, ma non credo, avere già il flyer del torneo organizzato dalla società Friultex per quanto riguarda il 3, 4, 5 gennaio. Quando puoi, regia, lo metti in onda, noi siamo per aspettare, fai con calma, questa è la comunicazione di servizio, intanto seguiamo la partita. Incomprensione tra la Camilla Cocco e la compagna Elena Ricci, difatti si scusano l'un l'altra, si sono capite dopo. 10-3 per 10 per chi riceve. Era out, l'ha toccata invece la ragazza di Chions, scusatemi, l'ha toccata, era nettamente fuori questa palla, poteva essere l'11° punto, invece 10-4, 4 per chi batte. Questo è un gran punto, ragazzi, questa è una diagonale lunghissima, buona, e lei, Camilla Cocco, intanto esce, c'è un cambio, scusatemi, nelle file delle ragazze di casa che adesso sono in una situazione anche psicologica adeguata per poter provare a far bene. Vediamo, la palla è buona, dice l'arbitro, si lamentano ancora le ragazze di Venezia, anche per me era fuori, comunque io non faccio testo. Questo è un 12-4 pesante per Fusion Venezia, l'arbitro ovviamente vede meglio di tutti. Questa è davvero fuori, davvero. Aveva battuto la Battain, la palla va direttamente fuori. Volevo dare una scorsa insieme a voi anche alle età di queste ragazze. Partiamo da Venezia, le ragazze veneziane sono tutte 2002, hanno anche 1, 2, 3, 4... 2004, la più vecchia tra virgolette, Mariangela Pecoraro, il capitano tra l'altro che abbiamo intervistato prima, che è del 99, beata lei. Mentre invece per quanto riguarda
Chions, Friultex, la più vecchia tra virgolette sempre, è Martina Batta in classe 98 e c'è solo un 2004 che è Denise Golin. 13-5 prende il largo Chions sulle veneziane, partita così caratterizzata da entrambi i lati, da errori gratuiti, succedono sempre, certo, ma non dovrebbero essercene così tanti, parlo a nome dei due allenatori. È fuori e ancora si lamentano le ragazze veneziane. Però l'arbitro dice 14-5. Allora vi ricordo gli arbitri chi sono, non posso fare altrimenti. Gli arbitri sono, un attimo solo, eccoli qua, Giuseppina Oriola e Vincenzo Bruno, entrambi di Treviso. Brava Venezia, peccato riesce a resistere, a buttarla di là, Chions, c'è un fallo, fischia l'arbitro, il punto è veneziano, il Team Fusion Volley, anzi Fusion Team Volley ASD 14-6. Buona, e lei è Camilla Cocco, 15-6. Brava la numero 5 di casa, 15-6, porta a casa il 15° punto, dunque Friultex. Buono il salvataggio di Venezia col libero, attenzione, la schiacciata della Cocco, murata questa volta e la porta a casa, giustamente il Team Fusion Volley, 15-7, questa volta la Camilla Cocco non è stata premiata nello sforzo, bravo il muro grande e buono il muro di Team Fusion, anzi Fusion Team. Ancora sulla Cocco che ci prova ma risponde bene Venezia, buona la giocata, la butta di là Chions. Buono questo punto ancora di Fusion Team Volley e questa volta il punto ancora è stato di Gioia Riccato. 16-8 in favore delle ragazze di Chions che adesso vanno alla battuta. Ancora Venezia a portare a casa, 16-9, è un po' il leitmotiv di quello che è stata la prima frazione dove fino alla metà 7 c'era stato questo equilibrio, poi c'era stato l'allungo di Chions, c'era stato il rientro in partita a livello di gap minimo di punti di Venezia e poi c'è stato l'allungo di Chions che ha portato a casa 25-19 la prima frazione di gioco. Qui c'è il punto per quanto riguarda Cristina Sblattero, 17-9. Punto di Venezia, viene toccata la schiacciata, attenzione, sì, vediamo. Cristina Sblattero va a chiedere lumi al secondo arbitro, ancora anche all'arbitro principale, di sedia. Ma il punto viene dato alle rosanero, 17-10.
Grande punto ancora di Chions. Di realizzarlo è sempre lei, Cristina Sblattero. 18-10. Tiene a distanza Team Fusion Friultex. Out lunga, molto lunga questo tentativo di Fusion Team. C'è il 19esimo punto, 19-10. È buona, questo è un ace. Alla battuta c'era la Sblattero. Cristina, 20-10. Sì, diciamo che la reazione di Venezia in questo secondo set non c'è stata. Già una partenza 5-0, un parziale 4-0, 5-1, meglio. Non voleva dire niente, ma voleva dire tanto. Adesso i punti sono il doppio per chi batte. E la butta di là ancora Fusion Team, gestisce Chions, vediamo. Buona giocata, grande, questa è stata buona, brava Batain, 21-10. (22-10). Fasi concitate, le ragazze di Venezia adesso devono rimettere in piedi tutto l'ambaradan per poter tenere testa a questa partita, per restarci dentro con la testa almeno. Lunghissima, Sblattero, Sblattero, lunghissima, 22-11. Siamo sempre in vista del traguardo per chi ha 22. Brave le ragazze veneziane, brave, 22-12. Brave e tenaci. Grande Venezia, grande Fusion Team, gran punto, gran scambio, brave tutte, più brave però le ospiti. Portano a casa questo punto, 22-13, bravissime. Molto cariche anche le ragazze ospiti, hanno delle buone individualità anche loro. E ancora portano a casa 22-14, un po' ripeto i leitmotiv di prima. Segnalo anche Erika Bertolini, libero, brava, molto brava Erika. È lunghissima, peccato. La battuta è quella del capitano, Mariangela Pegoraro va molto lontana dalle righe. 23-14. Sottolineo anche il carica continua che danno le due tifoserie, più numerosa quella di casa, c'è anche quella ospite ovviamente. Beatrice Carulli, sì, la mette buona, e 23-15, brava la numero 1 della squadra allenata da Carlo Chiecco. (24esimo punto per Friultex). Siamo forse alla fine anche per quanto riguarda questo secondo set, vedremo.
non chiamiamola prima perché non possiamo sapere come andrà a finire, ma il distacco è di 9 punti. Eccolo qua, l'errore ancora in battuta di Sblattero che la butta proprio lontana dalle righe, 24-15. Diciamo anche qui c'è ecco, intanto ci ha raggiunto Max Calegari, che saluto. Benvenuto Max. Buonasera a tutti, ben arrivati. Sei d'accordo con quello che ha detto Martino Battain prima, il vostro presidente, che è una partita sì, dove si porta a casa, però è brutta? Sì, non ha un grandissimo livello, le nostre sono partite forse un po' molli, adesso anche grazie ai muri proprio di Martina Battain siamo riusciti ad avere, mi sembra vita facile in questo set, poi vediamo per il prossimo. Poi hai avete due ragazze di cui sottolineo sempre la prestazione, che sono appunto, secondo me almeno, Camilla Cocco e la Sblattero, che oltre alle altre, ma sono quelle che secondo me hanno un rendimento, se posso permettermi la mia ignoranza, più alto. No, non è questione di ignoranza, è questione di conoscere le capacità di queste ragazze qua. Io le vedo bene tutte quante, non siamo forse al massimo delle nostre possibilità. Mi sembra addirittura tranquille, nel senso che il risultato si è messo su questo secondo set in maniera subito positiva per noi e quindi le ragazze hanno giocato anche in scioltezza. Hanno recuperato qualche situazione un po' critica e sono riusciti a chiudere, diciamo, facilmente questo set. Poi non è mai facile, insomma, questo set è andato fino in fondo abbastanza liscio. Allora vediamo la prossima gara vostra, la prima dell'anno, è quella a San Giovanni Natesone Udine. Giocherete appunto alle ore 18 di domenica 12 gennaio 2020. Lo chiedo anche a te, dietro si sta sgomitando perché sono tante in pochi punti, davanti scusami, ma dietro il trend potrebbe essere lo stesso? Sì, non c'è un grosso divario tra le prime, diciamo il primo blocco superiore e il blocco inferiore, c'è un grosso buco in mezzo e ci sono 6-7 squadre che lottano per i primi posti, come 5-6 che lottano per i primi per non retrocedere. Allora ti lascio commentare questa grafica, Max. Sì, è un bellissimo torneo a mio parere che facciamo qui il 3, 4 e 5 gennaio. Si svolgerà nelle palestre di Fiume, Veneto, Villotta e Fagnigola. Abbiamo invitato, penso, 9 tra le più forti squadre di pallavolo femminile categoria Under 16. Le potete vedere nel tabellone, partiamo ovviamente dalla Regina Imoco che è qui di vicino, con lo Jesolo, con Scandicci, con Volanges Project, con Orago, quindi insomma è un bel torneo che quest'anno abbiamo portato a 10 squadre, proprio perché c'è stata grossa richiesta. È un torneo particolare perché prevede la mattina sessione di allenamento e gare solo nel pomeriggio per i primi 2 giorni. Voglio ricordare che tra le finaliste delle passate edizioni ci sono poi state un campione italiano nazionale e un vice campione nazionale. Sì, noi saremo con le telecamere a seguire la finalissima di questa kermesse sportiva sotto rete, ci saremo anche noi, però dico anche che lì sarà l'occasione buona per rendervi edotti di tutto quello che è il panorama proprio dell'Under 16 nazionale, come sta dicendo Max Calegari, perché qui davvero poi ci sarà tanta roba da vedere. Assolutamente sì. Abbiamo avuto, ripeto, grandissime richieste perché il torneo è di buon livello, anzi di altissimo livello, si può definire quasi una finale nazionale anticipata. Io credo che da queste 10 squadre che partecipano mi auguro di rivederle ai nazionali tutte quante, compreso noi ovviamente. Ovvio. Allora ringrazio Max Calegari, dopo se vuoi torna a trovarci, devi fare gli auguri anche tu. Siamo al terzo set ragazzi, 2-0 in favore delle ragazze di casa in casacca bianca, vedete schierate alla nostra destra, due set di cui i parziali diventano 25-19, 25-16, come ha detto anche Max, anche Martino Battain prima, c'è stata questa flessione a metà set, però scusa, ti rubo l'ultimo minuto Max, da entrambe le parti troppi errori gratuiti, se fossimo noi due i coach ci lamenteremmo con le ragazze. Sono squadre molto giovani tutte e due, tra il nostro sestetto ci sono 3 2003 e credo anche nel sestetto di Fusion. Sono errori di concentrazione che squadre giovani purtroppo commettono, ma fa parte della loro crescita. Chiaro, loro hanno anche tanti 2004, più di voi, credo, sì. Allora 1-0 in favore di Fusion Team Volley ASD, questo è il primo punto delle ragazze, non sono mai state in vantaggio fino adesso le ragazze ospiti, lo fanno adesso in questa terza frazione, sono le 21:20.
Siete in diretta dalla palestra di Villotta di Chionso, dove stiamo seguendo la decima giornata, chiedo scusa, uno dei match della decima giornata del torneo di Serie B2 Girone E, questo campionato che vede davvero tutto lo stivale italico interessato, perché veramente 10 gironi, le ultime 4 retrocedono in Serie C, la prima va in Serie B1, la seconda e la terza appartengono alla roster dei play-off. 2-0, Venezia è partita bene, il Fusion Team. E c'è ancora il terzo punto, errore delle ragazze di Marco Amiens, che adesso lascia giocare, cerca di capire questa partenza così passiva delle sue ragazze. È lunga la battuta di Venezia, la tirata lunga Beatrice Carulli, 1 per chi batte. La rete aiuta e porta il secondo punto, in battuta c'era la numero 5 Camilla Cocco. Questa volta sbaglia ancora Carulli in ricezione, no, numero 1 si lascia ingannare dalla traiettoria della palla, forse l'ha vista all'ultimo, va a sapere. Comunque siamo 3-3, Venezia adesso è andata un po' in difficoltà, cioè si è ribaltata la situazione, era 3-0, adesso 3-3 con errori molto simili. È buono il muro di Venezia, brave, la mettono di là molto bene. Ha collaborato questo muro anche Margherita Manni, numero 3. Ebbene ancora, va avanti ancora Venezia, ancora Margherita Manni, brava la numero 3, 5-3. Friultex alla ricerca di stare in partita sul 2-0, le ragazze di Amiens devono provare a chiuderla e Venezia deve provare a riaprirla e contribuisce questo errore ancora di Friultex. Bisogna stare attenti, la pressione psicologica, l'aver paura di vincere fa male, Chi insegue è avvantaggiato relativamente. C'è l'errore del capitano di Venezia, Pegoraro, la palla in rete, esce Pegoraro e torna dentro Erika Bertolini. Ancora settimo punto, questa volta lo porta a casa Ilenia Luna De Mango. Vediamo cosa dice l'arbitro, il punto va alla Friultex, non protestano le ragazze veneziane,
5-7, 5 per chi batte. In comprensione la Camilla Cocco toglie veramente la palla dalle braccia della compagna, che era proprio sblattero. Il muro sporca la schiacciata di Felicitas Nadine Zec, e quindi 8-6, sempre avanti Fusion Team Volley AS di Venezia. Ancora Venezia a portare a casa il punto numero 9 di questo terzo set. Stanno andando bene le ragazze veneziane in questo inizio di terzo set. Ancora punto a Venezia e c'è, vediamo, c'è la numero 3 Zec Nadine che va a chiedere lumi all'arbitro, anzi non era lei, era credo Veronica Giacomelli. Vediamo, sta il numero 3 era ed è ancora Zec Nadine Felicitas. Pausa per noi. Vi ricordo anche domani, visto che questa partita viene trasmessa anche sulla pagina della piattaforma sportiva Sport nel web, domani dalle ore 14:15 avremo l'ultima puntata del pomeriggio calcistico con la conduzione di Massimo Verona. Seguiremo i campi del calcio dilettantistico dell'eccellenza del Veneto in giù fino alla seconda categoria. Gare quelle di domani che non erano previste, ma il maltempo del 17 di novembre le ha spostate tutte a questa data. Dieci per chi batte. Cocco sporca il muro, palla fuori, 10-7. Brava Camilla Cocco. Buona, la butta in una zona di nessuno. 10-8. Ha messa giù bene Chions. Per chi batte, anzi 8 per chi batte, chiedo scusa. Errore gratuito di Chions, ne usufruisce soddisfatta la Fusion Team Volley. Ringrazio anche la nostra segnapunti di questa sera, che è la Matilde Piccinin, che ringraziamo.
È punto di Venezia, 12-8. Mai messa in difficoltà la supremazia in questo terzo set da parte del Fusion Team Volley, che da sempre, dall'inizio del set, sono state in vantaggio queste ragazze in casacca nera. C'è la Coco che la mette sporcata leggermente dal muro, questa schiacciata ancora nella mezza via tra le due ragazze ospiti. Non la prendo io, non la prendi tu, la palla va giù, 12-9. E ancora Fiume Volley che si rimette in carreggiata dopo uno sbandamento. Attenzione, la Carulli di Fusion Team ha qualcosa da dire, vediamo. Attenzione, si parlano i due arbitri, c'è anche la Pegoraro, il capitano, che va a sentire cosa dicono i due arbitri che adesso stanno coordinandosi. Punto di Venezia, eccolo là. Marco Amins va a chiedere lumi al secondo arbitro, diventa 13-9 per Venezia. Ricezione sbagliata, può succedere ovviamente, Giacomello la butta fuori, una ricezione appunto sbagliata come detto, 14-9. La mette giù chi? La Cocco, Camilla Cocco. 14-10. Quindicesimo punto per le ragazze ospiti che adesso legittimano questa loro supremazia in questo terzo set. L'hanno presa bene davvero le ragazze di mister Carlo Chieco. Questa terza frazione l'hanno proprio gestita, la stanno gestendo in primis loro. 15-10. Ed eccolo il 16° punto. Ci pensa anche la Pegoraro a dare la carica alle sue ragazze. Time out per noi. (21:37) rigorosamente in diretta dalla palestra di Villotta di Chions, 10ª giornata di andata del campionato Serie B2 femminile Under
16, under 18, chiedo scusa, girone E di Empoli, 16-10 per le ragazze di Fusion Team Volley ASD. I primi due set sono state vinti dalle ragazze di casa, 25-19, 25-16. Adesso però c'è Venezia che sta gestendo la partita. Undicesimo punto di Friultex. Torna in campo per quanto riguarda Fusion Erika Bertolini, esce la numero 8 Chiara Biesso ed entra anche per la squadra di casa la giocatrice di colore Tenchu Audrey Fredian. Beatrice Manzò in campo, anche loro, le ragazze di Fusion Team, cambiano tanto. Undici per chi batte. Buona la schiacciata, buona Pegoraro, C6, 16, anzi 17, 11. Buona, 18, 11. Questo è stato il punto di Anna Riccato, classe 2004, è nata il 20 novembre. Ancora la stessa giocata, lo stesso errore in ricezione lunga di Chions e ne approfitta giustamente Fusion Team. 19-11. Torna a muovere lo score Chions, 19-12. Adesso c'è la Battain in battuta. Martina Battain, 19 per chi riceve. Buona ancora Venezia, va al 20° punto la squadra ospite, una schiacciata deviata dal muro. Questo è stato il punto di Gioia Riccato. Lunga direttamente la battuta di Pegoraro, diciamo 20-13. Prova a stare in banda, in partita, scusa, Chions, 7 punti non sono pochi, ma neanche tanti. Buona questa qui, 20-14, stavo dicendo, la storia del volley da sempre insegna che mai mollare. Time out anche per noi.
20-14, 20 per chi riceve. E ancora il punto di Venezia, 14-21. Vediamo, la vedo dura per Chionsa prenderla per i capelli, questa porzione di match. Vediamo. Non è facile, però Venezia ha dato del suo e sta portando a casa legittimamente questo terzo set. Vediamo se ci riescono. La mette giù Chionsa, 15-21, chiedo scusa, 15-21. Attenzione, arriva lì dove non lo prende nessuno, il punto è quello di Gioia Riccato, 22-15. La tiene buona Chions, vediamo. Camilla Cocco, c'è lei. 22-16. A 16 per chi batte. Ancora buono il punto di Venezia con Chiara Biesso, 23-16. Ricordo la classifica di queste due squadre. Friultex sono entrambe di bassa classifica, la Friultex ha 9 punti mentre Fusion Venezia ha 6 punti. Una differenza piccola, importante, ad oggi tutte e due, anzi chiedo scusa, Fusion Venezia sarebbe retrocessa, Friultex in virtù delle medie vinti e persi invece sarebbe salva. 24esimo Pu, attenzione, chiedono ancora lumi le ragazze all'arbitro di sedia, primo arbitro, 24-17 e questa volta davvero Venezia può giustamente portare a casa un set. Vediamo. Buono Camilla Cocco all'incrocio delle righe, 24-18. Camilla Cocco l'ha messa dove le righe si incrociano, nessuno l'ha potuta prendere, è tornato a trovarci intanto Martino Battain. Pensavo anch'io forse che questo terzo set potesse essere più facile. Purtroppo calo di concentrazione e non siamo riusciti a giocare come sappiamo e come dobbiamo. Sì, infatti c'è stato un parziale di... Sì, non siete mai stati il leader, cioè avanti in questo terzo set, peccato, un calo di concentrazione importante. Allora Martino, abbiamo visto prima con Massimo Callegari, giusto? Abbiamo visto come si dice, l'agenda del torneo con le squadre, ci sono eccetera eccetera. Vogliamo ricordare questo evento che novera
chiedo alla regia anche se potesse eccolo qua, grande regia. Vedete la cifra delle squadre: Scandicci, Savino del Bene, Volley Piemonte, Volley Team Bologna, Certosa Volley, US Torri, Ital Steel, Volley Angels Project, Orago, ecco, in Volley Piemonte, quindi tanta roba. Sì, ci sono tutte società che a livello giovanile sono fra le più forti d'Italia e quotate in Italia, e questo torneo sta diventando sempre più un riferimento appunto nazionale per anche la qualità delle squadre e la tipologia proprio del torneo, come dicevo in precedenza, partite il pomeriggio e allenamenti congiunti il mattino. A onor del vero ricordiamo anche che sono gare che si estendono fino al massimo al terzo set, ai 3 set, cioè a parte la finale che si gioca il meglio dei 5, però sì, sono un'innumerevole partite nei 3 giorni. Quindi... No, infatti volevo dirti Martino, dobbiamo ringraziare anche tutti i volontari che danno una mano. Sì, fortunatamente abbiamo un ottimo gruppo numeroso di persone disponibili e capaci e competenti che aiutano appunto tutta la buona riuscita del torneo. Abbiamo anche la giornata di sabato 4 gennaio, ringrazio la regia, abbiamo anche Volley Jesolo, ancora Pulpiave Imoca che non abbiamo nominato prima, Volley Team Bologna, US Torri, insomma tanta roba, lo ripetiamo alla noia perché se voleste vedere del buon volley lo vedrete il 3, 4 e 5 gennaio qui nelle palestre di Villotta, Fagnicola, Fiume Veneto. Ecco, tanta roba, come dicevo, avremo modo anche noi come portale di intervistare tutti i coach delle varie squadre, i presidenti, insomma per capire il divenire di questo sport giovanile, anche con un presidente qui alla mia destra che è una new entry, come dire Martino, anzi senza come dire, sei una new entry. Una new entry proprio a tutti gli effetti. È la prima mia esperienza in una squadra, in una società sportiva. Allora, ti lasciamo soffrire questo quarto set, grazie Martino, a dopo. No, volevo intanto augurare a tutti un buon Natale, un felice 2020 e buona partita, arrivederci nelle prossime giornate. Auguri anche a te Presidente, grazie mille. Allora entriamo in questa quarta frazione, 2-1 in favore di Chions Fiume Volley. Questo terzo set è vero, è stato sì 25-18, però Venezia non l'ha mai messo in discussione, anzi l'ha sempre gestito da proprietaria del punteggio, è vero. Allora vi ricordo anche questa partita inserita nella 10ª giornata del campionato di B2, anzi B, chiedo scusa, femminile, girone E. Do anche, ripetendoli, i nomi degli arbitri: Giuseppina Oriola e Vincenzo Bruno. Sono i 2 fischietti di oggi, qui a Villotta di Chions, dove tra l'altro immancabili sono arrivati anche tantissimi supporter e della squadra di casa, immancabili ripeto, anche delle ragazze di Venezia che portano a casa, la mettono giù, il primo punto, 1-0, ma c'è, vediamo se, scusatemi, ecco appunto, grazie regia che hai corretto il punteggio, 1-0 in favore di Fusion Team. Questa volta ancora Anna Riccato, brava, 2-0 per le ospiti. Due per chi batte. È lunga. 2-1. Questo è un ace, la lascia andare, la guarda, anzi la Erika Bertolini guarda la palla alla sua destra, la palla spettina le righe, se ne va via, dando il secondo punto a Chions Fiume Volley, 2-2.
Ancora la Bertolini in ricezione infelice. Punto per Chions. C'è punto, vediamo per chi, per le ospiti, 3-3. Lo vedo molto equilibrato questo quarto set. Squadre nettamente si equivalgono. La rete ferma la battuta al salto delle ragazze veneziane. 4-3 in favore di chi è in casacca bianca e va a battere adesso. Pegoraro la mette giù bene il capitano, 4 pari. (8 maggio 99, il giorno di nascita del capitano Mariangela Pegoraro di Fusion Team Volley. Cocco da lontano, la palla ancora giocabile, Cocco ancora la tiene buona, buttata di là. Cocco la prende, la gioca, buona. Scambio lungo, alla fine vince ancora Venezia questo scambio, è 5-4. Questa è buona, questa è ottima. Diagonale pallone che non la vede nessuno, non lo vede nessuno. Ed è 5 pari. Adesso si gioca tutto sul filo di lana, si gioca tutto sulla gestione psicologica dell'evento, del punto per punto. La Coccola butta direttamente in tribuna, non ha colpe, non era facile questa qui. 5-6, anzi 6 per chi batte, 5 per chi riceve. Sei pari, si gioca il 13° punto di questo quarto set. Buono questo scambio da entrambe le parti, arriva e la mette giù, brava la Carulli. 7-6 per chi viene da Venezia, 7-6. Attenzione, punti delicatissimi, la tocca il muro. Diventa 8-7, 8-6, chiedo scusa. Ogni punto è un macigno, una gara questa importantissima per chiudere l'anno bene, muovere la classifica e mentalmente essere carichi per l'inizio del 2020.
Due squadre, avete sentito anche all'inizio quando abbiamo intervistato i due allenatori, nello specifico anche l'allenatore in seconda di Friultex, una partita che serve davvero per riscaldare il fuoco con la paglia dei punti. E va Friultex a portare a casa con Zek Nadine felicità, 8-7. Ancora le ragazze di casa raggiungono 8-8 le rivali in senso sportivo ovviamente di questo match che vede il Fusion Team Volley perdere 2-1 ma dare l'inizio di un tentativo di pareggio situazione 7 per poi ovviamente affrontare il quinto. Vediamo se Chion sarà d'accordo. Bene Venezia, bene, è in partita nettamente, imbattuta, se non ho visto male la Carulli, numero 1, Beatrice Carulli, numero 1, vediamo se è vero, lo capiamo subito, infatti è lei, palla fuori, questo qui è stato un errore importante per Venezia, c'era un rigore, un calcio di rigore tirato fuori di un niente, 9-9. Da qui è facile, in campo è tutta un'altra cosa, signori, ricordiamocelo. Chi è fuori non può dire niente, chi gioca ha ragione. La ricezione di Venezia è un po' approssimativa, la mette giù la Martina Batain, 10-9. E adesso Chions mette la freccia. Attenzione, una ricezione insoddisfacente, quella di Venezia, ma sono quei cali di tensione già etichettati, chiedo scusa prima anche dal presidente Batain, capita, le ragazze sono giovani, la tensione è tanta, il pubblico si fa sentire, la tensione aumenta e spesso capita da entrambe le parti di regalare questi punti agli avversari. 11-9 per le ragazze di casa, piccola pausa per noi. Sono le 22 del 21 dicembre in diretta rigorosamente da Villotta di Chions, quarto set, 2-1 in favore delle ragazze in casacca bianca di Friultex Pordenone ai danni di Fusion Team Volley che in questo quarto set sta momentaneamente soccombendo per 11-9. Brave a tenerla buona le ragazze veneziane, ancora! Si cerca la Cocco, eccola la Cocco, c'è la Cocco, non è mai successo che non ci sia. Questa sera grande partita della numero 5 di Friultex, ma vorrei sottolineare anche dall'altra parte, per quel che mi riguarda, anche la buona prova di Irene Luna De Mango e anche quello delle due Riccardo. Per non parlare di Erika Bertolini, che la mette giù. Anzi la blocca lei in ricezione e questo è il punto di Pegoraro Mariangela. Brava la numero 7 capitano di questa formazione, cioè lei che dà la spinta, anche lei ma soprattutto lei la spinta, la numero 7 alle sue ragazze, lei che è il capitano della Fusion Team Volley ASD.
C'è la Camilla Cocco, la cercano sempre, 13-10. È la Camilla Cocco in battuta, ricezione approssimativa, non importa, si continua a giocare. 14-10 e Chions ha veramente messo la freccia stavolta. Il muro di Friultex, sì, 15-10. E lei, la Martina Battain che fa i muri, ragazzi, l'abbiamo vista bene 2 o 3 volte, brava Martina. Time out. Eccola qua, l'elenco delle gare dell'11ª giornata, si gioca tra l'11 e il 12 di gennaio, a parte Fusion Venezia Bassano Volley Vicenza, che si gioca il 15 gennaio, alle 20:45. Vedete una geografia del girone che parte da Villatorta di Saunara, Belluno, Venezia, Udine, cioè San Giovanni Latisone, Legnaro, Padova, Trieste, Riese, Pio X. Questi sono i luoghi di gioco del prossimo turno, poi cambieranno, è ovvio. Ancora muro di Friultex, i mattoni giusti, la malta è buona, 16-10. Forse Carlo Chieco ci credeva un po' di più in questa reazione delle sue ragazze, che ancora non sono fuori gara, ancora no. È lunga questa battuta di Friultex, 16-11, adesso la battuta passa in mano alle ospiti. Attenzione, Camilla Cocco sporca la palla, non poteva fare di più, però le sue compagne vengono messe in difficoltà, quindi non va il 17° punto di Chions, ma arriva il 12° di Fusion Team. E tornano sotto le ragazze nere, in casacca nera, rosa nero. Buona, il muro devia, non c'è la gestione della palla da parte delle ragazze veneziane, 17° punto di Friultex Pordenone. Sbaglia tutto, ma non è colpa sua, la numero 10, la Gioia Riccato, messa in crisi dal controllo di Carulli, che non è stato dei più precisi. La Riccato non poteva fare di più che toccare la palla, ovviamente era difficile, 18-12. Regalo di Natale per quanto riguarda Chions, a vantaggio di Team Fusion Team Volley, 18-13. Uno dei primi errori gratuiti di questo quarto set. 13 per chi batte. Il muro la butta fuori, 19-13.
aumenta anche, non so se vi arriva l'audio dei tamburi, dei cori, dei ragazzi tifosi e di Friultex e di Fusion Team. Intanto arriva il 19° punto a vantaggio delle ragazze di Marco Amiens, quindi di Friultex. Coccola alza, ancora, eccola là, c'è, solita giocata diagonale nella parte bassa e viene saltato l'intervento di Camilla Valente, il numero 9, non ci ha neanche provato la numero 9, buona la diagonale della numero 11 di casa, Dica Cristina Sblattero. Buona la veloce, buona, ancora Venezia, non molla niente, brave le ragazze veneziane, bravissime, questa volta arrivano a quota 15, 5 di distanza da Friultex. Attenzione, ogni punto qui diventa un macigno davvero. La tiene buona Pegoraro, ancora Pegoraro in bagger, attenzione, arriva, eccola lì, c'è il numero 3, Zegnadin Felicitas, 21-15. (21-15) per chi batte 21, attenzione. C'è la Cocco. Vediamo se cercano ancora la Cocco, sì! E c'è. Sbaglia davvero poco questa ragazza, sbaglia davvero poco. 22-15, lei la numero 5 di Friultex. Come detto, la cercano sempre e lei porta a casa sempre. Siamo vicini all'epilogo di questa gara, forse. 2-1 i set in favore delle ragazze di Amiens, coach Amiens. Quest'ultima partita del campionato di serie B2 femminile. Girone E. 10 sono i gironi in tutto l'italico stivale. E la mette giù con un po' di fortuna, ma comunque col 16° punto nel portafoglio Venezia. (16 per chi batte). Incomprensione, pura incomprensione, e qui si riapre il match, ragazzi. 22-17. Ho detto, i punti sono macigni in questo quarto set, non decisivo ancora, vediamo. Pegoraro Murata, attenzione, resiste Venezia, che ancora Pegoraro, ancora gestione di Friultex. E c'è il 18° punto di Venezia. Nettamente in partita il Fusion Team. Time out. Allora io chiedo alla regia se potessimo rivedere, intanto che c'è questa pausa nel gioco, la griglia dell'evento anche del torneo del 3-4-5 di gennaio 2020 qui
in questa palestra, ma anche in quella di Fagnigola e Fiume. Adesso la regia ce la dà, grazie regia. Si gioca, vedete, al Palazzetto dello Sport di Villotta, di Fagnigola, Fiume Veneto e ancora così, eccetera. 3 giorni, 3, 4 e 5 gennaio 2020. La finalissima ci sarà alle ore 17 del 5 di gennaio. Noi ci saremo come Sport nel Web, come Big Real Studio ci saremo, perché ci sarà anche tanta gente con noi, perché tanta è la qualità delle squadre che vedete scorrere nella grafica. Adesso torniamo alla partita, 22-18, dicevo, tanta è la qualità delle squadre che verranno a disputarsi questa edizione del torneo organizzato da Chios Fiume Volley. 23-18 in favore delle ragazze di casa, che adesso stanno subodorando questa vittoria. Dobbiamo stare attenti a non sottovalutare le avversarie che ci provano con Pegoraro. Non va. È buona questa, brave Venezia, brave ancora, non mollano queste, 23-19. C'è il muro, è sempre il muratore, Martina Battain. 24-19, possibile match point per Friultex. Errorone in ricezione, proprio Martina Battain che si intende male con la compagna che è Elena Ricci. 24-20. La giocata è buona, ma resiste, attenzione, Pegoraro, murata! 25-20, finisce questa partita 3-1 in favore di Friultex. Le ragazze vanno a 12 punti. 25-20, chiedo scusa, 25-19, 25-16, 18-25 e 25-20 i parziali della vittoria delle ragazze di Marco Amiens. Eccolo qua, Massimo Callegaris. Oggi stasera ti vediamo anche i denti perché sei sorridente. Allora, 3-1, però è vero che il terzo set avete, come ripetiamo il concetto, avete partito troppo. Sì, sono partite subito sotto di 3-4 punti, le ragazze hanno fatto fatica a riprenderli, anzi sono sempre rimaste sotto per finire con 6 punti sotto. Comunque va bene, sì, va la vittoria c'è, i 3 punti ci sono, facciamo un bel Natale, un bel Capodanno tranquilli e sereni, poi ci rivediamo il prossimo anno speriamo con tanta voglia ancora e con tanta capacità di mettere sotto l'avversario come abbiamo fatto decisamente oggi. Sì, senti Max, allora partiamo anche, non l'abbiamo mai fatto, ho fatto proprio sfiorando il concetto, parliamo anche delle altre squadre del vostro sodalizio, Chios Fiume Volley, perché ne avete tantissime, dici di più, dai. Allora partiamo dalla Serie D, che poi è l'Under 16, è una squadra da potenzialità elevate, la vedremo appunto in questo torneo del 3, 4 e 5 gennaio, il torneo Gorgato. A parer mio, ma a parere anche di molti osservatori, è una squadra con grandissime possibilità. È allenata da Alessio Biondi, sta facendo, mi pare, il secondo posto adesso in Serie D, poi dipende dai risultati di questa sera. Ha tutte ragazze molto promettenti e con dei talenti anche importanti. Qualcuna è già stata richiesta anche da altre società. Passiamo poi all'Under 14, allenata da Andrea Sacchetta. È una squadra, che è il secondo di Amiens. Che è il secondo di Amiens, esatto. È una squadra da potenzialità, diciamo, ancora da capire. In questo momento ci sono delle ragazze che vengono da fuori, che stanno forse pagando un po' lo scotto del nostro modo di allenare, che non è semplicissimo se si viene da fuori.
La 13 è allenata da Alessio Biondi, che è lo stesso allenatore dell'Under 16, è una squadra con dei talenti molto buoni all'interno. Poi abbiamo una 12 di Roberta Peruc, che anche lei sta facendo un buon campionato. Tutte queste squadre sono prime nei loro campionati provinciali. Speriamo di portare a casa qualcosa di importante, proprio di trofei regionali a fine anno. Certo, ma è vero quello che hai detto, proprio hai detto giusto, cioè il modus allenandi, se si dice così, è un latinismo che mi sono permesso, di vostro è veramente diverso, e prova ne sia il fatto che comunque avete anche tante ragazze in giro. Sì. Riusciamo a produrre ragazze che possono stare in campo quest'anno in Serie A, ce ne sono 11 uscite da noi, quindi comunque sia, vuol dire che qualcosa di buono sappiamo fare e che tireremo fuori le potenzialità delle ragazze che vengono ad allenarsi da noi. Infatti siamo abbastanza contenti di questi successi, perché poi è anche un po' un successo personale, un successo della società. Allora, prima di licenziare Max Calegari vi faccio vedere, perché dovete segnarvelo sull'agenda quello che state guardando, c'è l'8º Memorial Gorgato Trofeo CDA, allora, che si svolge 3-4-5 gennaio negli impianti di Villotta, Fagnigola, Fiume Veneto. Sarà una passerella, una vetrina importante anche per gli scouter, quelli che verranno qui a vedere cosa succede, cosa c'è sotto rete, chi palleggia i palloni. Ecco, sarà tanta roba, però l'appuntamento è veramente importante, ma anche perché, chiudo, perché la mattina allenamento collegiale, come dire, ognuno vede tutti, e poi la partita è una cosa a sé. Allora Max, io volevo farti ringraziare anche, l'abbiamo fatto con Martino, ma mai è troppo il ringraziamento per chi volontario vi dà una mano. Assolutamente sì, è una società sportiva dilettantistica, quindi tutto il lavoro è fatto da volontari. Siamo in tanti, metto dentro anche me, ovviamente anche Martino, siamo in tanti e tutti lo fanno con passione. Probabilmente qualcosa potrebbe essere fatto meglio, ci diamo tutti quanti una mano, le ragazze credo stiano bene da noi, anche quelle che devono allontanarsi dalla famiglia per fare pallavolo da noi. A tutti quanti io auguro un grandissimo buon Natale, spero un meraviglioso 2020, non solo sportivo ma anche di salute e serenità, e arrivederci alla prossima. Allora, grazie Max Calegari, ricordo anche chi ha segnato i punti con noi, Matilde Piccinin, ringrazio anche ricordo gli arbitri dell'incontro di oggi, entrambi da Treviso, quelli qua Giuseppina Oriolo e Vincenzo Bruno. Anche da parte mia Lucio Dalmolin con Big Real Studio, Sport nel Web, ci aggreghiamo agli auguri che tutti hanno fatto a tutti ormai, perché ormai il Natale ci viene fuori dalle orecchie, come dire, ma è sempre una bella festa, ovvio. Ringrazio Max, l'appuntamento da questa piattaforma e dalla pagina Facebook di ASD Chions Fiume Volley torna domenica 5 gennaio, state con noi perché ne vedremo delle belle in tutti i sensi. Grazie, buonanotte.